Quanti negozi hanno chiuso a Venezia negli ultimi anni? Tra il 20 e il 21 si calcola un 25%, la cifra esatta in numeri non si sa, ma stiamo vicini al migliaio come minimo. Nell'itinerario notturno, durante il quale ha censito a colpi di tempere a base d'acqua le vetrine di quasi 150 negozi sfitti di Venezia, la street artist Freak of Nature ha solamente sfiorato la fondamenta in cui dagli anni 90 è attiva la libreria di Cristina Giussani. Già ai vertici di Confesercenti Venezia Rovigo, l'estate scorsa Giussani è stata rieletta presidente di Confesercenti Veneto. Un recente studio della sua associazione, in collaborazione con lo IUAV, ha scattato un'istantanea dello stato di salute del commercio cittadino. Cosa è successo dopo l'acqua alta? E ha chiuso un 5% che è fisiologico, non è di più del normale, quindi l'acqua alta non ha influito come invece ha influito un anno e mezzo di pandemia. Siamo al 25% di attività definitivamente chiuse, tra l'altro è un dato precedente al 31 dicembre, quindi oggi sicuramente siamo anche oltre, perché il 31 dicembre sicuramente c'è stata un'altra moria di negozi. In una città anagraficamente rasa al suolo, il Covid ha provocato la chiusura anche dei negozi per turisti, iniziando da quelli di livello più basso a salire fino a quelli del lusso. Pur mantenendo lo sguardo anche al mercato del turismo, Confesercenti sta lanciando alle istituzioni diverse proposte per il ripopolamento di Venezia, ma l'impressione perlomeno è che la tendenza generale sia di aspettare la fine della pandemia per poi riprendere le politiche degli ultimi 20 anni. Noi non vediamo una grande attività in questo senso e infatti per questo continuiamo a battere su temi un po' come dei mantra, però ci piacerebbe vedere che ci sia almeno un inizio, perché non sono cose che si fanno in un giorno. Non pensiamo che ci sia il miracolo che da oggi a domani cambia tutto, no. Però se non cominci a costruire mattoncino per mattoncino fin da adesso, non cominci mai. Se cominci adesso, magari fra 5, 6, 10 anni abbiamo ritrovato una città molto più vivibile, abitata da residenti.